Ben ritrovati amiche e amici. Pensate, ogni 2 secondi nel mondo, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non l'ultimo arrivato, una persona che ancora non ha compiuto 70 anni muore a causa di una malattia cronica non trasmissibile, come si dice, quali ad esempio patologia cardiaca, cancro, diabete e patologia polmonare. Avete capito bene, parliamo di polmonite, è il nostro tema centrale della puntata di Verona Salute di oggi. Ben ritrovati. L'incidenza dell'influenza in Veneto è oggi la più alta di sempre. Parliamo quindi a Verona Salute di polmonite, lo facciamo con un ospite davvero di riguardo, che è un piacere davvero personale quello che ho nell'averlo presente a questo tavolo bianco. Allargando la nostra telecamera possiamo inquadrare il professor Roberto Dal Negro, pneumologo tra i più accreditati, membro attivo della comunità scientifica nazionale e internazionale, un fregio che non può essere per tutti e che Roberto si è meritato nel tempo. Anche qua io sono molto in difficoltà, conosco Roberto da una vita, lui conosce me da una vita, questo è il problema, per cui è obbligo darci il tu e non nasconderci dietro dei ridofumogeni che non servono, giusto professor Dal Negro? Allora, polmoniti tornano a colpire gli ospedali, tornano a riempire le terapie intensive, a coinvolgere bambini, adulti e giovani adulti, senza patologie pregresse. Questo è un aspetto importante. Cosa pensa di questa emergenza, professore, che stiamo registrando? Dici la tua, Roberto. Sì, è un problema che ha una radice lontana. Faccio un riferimento storico, voglio dire, basta pensare che per esempio fino a 30 anni fa, 35, quindi non è un'eternità, si pensava alle polmoniti come eventi oramai, come posso dire, da relegare nella storia, perché le famose epidemie di polmoniti dei primi anni 900, del fine 800, eccetera, eccetera, mietevano vittime in maniera terribile. Poi con la nascita degli antibiotici ovviamente la cosa è stata affrontata in tutt'altro modo. Ma era l'epoca in cui, ecco il richiamo al passato, dove la prevalenza degli agenti infettanti era batterica. Quindi l'antibiotico era efficace, a parte che le popolazioni erano vergini, perché ancora l'antibiotico era stato, voglio dire, è della fine degli anni 20, il 29, il 30, la penicillina, voglio dire, la scoperta, poi divulgata negli anni successivi. Ma la popolazione rispondeva bene all'antibiotico perché, come ripeto, era vergine, i farmaci erano efficaci, non avevano ancora resistenze ed erano le origini prevalentemente batteriche. Con il passare del tempo la prevalenza della causa batterica è cambiata a favore purtroppo della causa virale ed è esplosa è esploso l'agente virale come causa di polmoniti o di broncopolmoniti. E quella quindi la causa principale oggi? Oggi è prevalentemente virale, salvo rari casi, eccetera. Però la prevalenza è quella che stiamo vivendo, per esempio, in queste settimane, in questi ultimi mesi, è prevalentemente virale. Virus respiratori sono di varia natura, di varia origine, per carità non sono esclusi ancora i batteri, perché anche quelli portano il loro danno, ma non più con la frequenza del passato. Seconda cosa, rispetto all'antico, oggi ci sono molte più armi per controbattere questo problema. Ripeto, l'antibiotico è stato quello che aveva debellato fino agli anni 80 o quasi le polmoniti batteriche. Quindi oggi ci sarebbe soprattutto l'utilizzo del vaccino, in poche parole? Esattamente. Purtroppo ora vaccini disponibili per i virus respiratori ce ne sono alcuni, ma non per tutti i virus, perché è impossibile averli per tutti i virus. Ci sono virus che replicano e cambiano la loro genetica con una frequenza di ogni 20 giorni, per cui manca il tempo fisico reale per identificarli, creare un vaccino, distribuirli. Quindi se ho capito bene, professore, allora Roberto,
Noi sappiamo bene, senza che ci facciamo tanti giri di parole inutili, parlando con franchezza, che il tema vaccino oggi sembrerebbe entrato in crisi. La gente è scettica, Certo. teme per quello che è successo, per quello che anche non è stato del tutto svelato, no? Quindi la maggior parte della problematica polmonite dovuto anche a questo motivo? In parte sì. Allora, è inutile nasconderlo, il virus influenzale, i 3 famosi ceppi prevalenti, 3-4 prevalenti, se non arginati, e l'unico argine è un vaccino ovviamente, perché non c'è l'antivirale per l'influenza, non esiste. Purtroppo la percentuale di vaccinati in Italia è ridicola, è forse la più bassa d'Europa. E sembra che la popolazione si sia stancata anche di sentire parlare di vaccino, però che cosa succede, Roberto? Succede che si legge in una città del Veneto, non ricordiamo quale, polmonite fulminante, una bambina muore. Sì. Ecco, come la leggiamo questa notizia qua? Allora, il discorso è anche quello della, come posso dire, non voglio esagerare, ma eventi di questo tipo sono sempre accaduti. Cioè, voglio dire, chi ha esperienza nel campo sa che la bronchiolite nel bambino, specialmente nel piccolo, nel lattante o nella prima infanzia, era la causa delle famose morte bianche, cioè andavano in culla la mattina e lo trovavano morto. E sono le bronchioliti. Peccato che adesso queste bronchioliti abbiano allargato il loro campo d'azione anche ad età avanzate. Quelle che una volta erano l'oggetto dei batteri ultrasettantenni, per dire, ora sono anche loro devastati dalla prevalenza di infezioni virali. E recentemente, già da un bel po' di settimane ad onor del vero, ma comunque abbastanza di recente, il virus respiratorio sincitiale sta facendo man bassa. Poi c'è da dire un'altra cosa, che tutto quello che è sintomatologia respiratoria autunno-invernale viene impropriamente chiamato influenza, ma non è vero, è un errore, non è corretto. Cioè l'influenza è quella malattia chiara, specifica, che mediamente incide ogni anno da dicembre a febbraio, ma tutto ciò che avviene prima e che avviene dopo e che ha comunque come sintomi la febbre, la tosse, delle volte la dispnea, la fatica a respirare o delle volte delle manifestazioni ancora più gravi, non è detto che sia virus influenzale. Ci sono tanti altri virus che sono altrettanto patogeni, aggressivi e violenti. Vedi per esempio il sinciziale. Si fa particolarmente attenzione in genere, lo si dice, ai fragili, agli anziani. Certo. Ma la documentazione ci dice che qua per la polmonite non c'è età. No, però c'è da dire un'altra cosa, che gli esiti di questa infezione sono radicalmente diversi. Ecco. Nell'individuo. Anche le diverse tipologie. È certo, perché un sinciziale a uno di 78-80 anni, anche se è sano, ha comunque una possibilità di aggressività che può essere più pesante. La interstiziale, lo dico per gli amici che sono all'ascolto perché ne abbiamo parlato in Verona Salute, è appunto quella dovuta a quella variante K dell'influenza. Sì, no? Ma anche di altri virus respiratori, certo, anche di altri virus respiratori. Non banale. No, assolutamente. Una volta venivano chiamate polmoniti interstiziali tutte quelle che avevano un'eziologia virale. Poi mano a mano si sono un po' più differenziate con una maggior capacità diagnostica, ma ci sono polmoniti bilaterali che hanno portato all'exitus, cioè al decesso recentissimamente, persone però prevalentemente di una certa età. Certo, chi ha delle comorbidità importanti, sono pazienti cronici cardiovascolari, renali, epatici o immunodepressi, è chiaro che hanno degli altissimi rischi. Ecco il motivo di incentrare prevalentemente su costoro l'attività vaccinale, perché sono quelli al più alto rischio. Ora, la disponibilità vaccinale è buona da noi, cioè basta rivolgersi a chi di dovere e viene fatta con una certa... Basta volerlo fare. Basta volerlo fare. I sintomi che possono svilupparsi, tra l'altro, come si sviluppano? Lentamente o all'improvviso? E quali sono quelli da attenzionare? Esatto. Allora,
è chiaro che uno può partire con un banale raffreddore, è una malattia virale anche il raffreddore, intendiamoci bene, quindi un rinovirus è un banale raffreddore, però ce ne sono altri che comunque cominciano con il solito corredo di sintomi, la tosse, gli starnuti, che però proseguono e magari dopo qualche giorno, ecco che la tosse da secca, come normalmente è giusto che, come normalmente accade, non è giusto, accade nell'aggressione virale, si trasforma poi in tosse catarrale, produttiva, secretiva, cambia il colore del secreto, da bianco diventa più giallo o verde. La febbre può continuare, invece che durare un giorno e mezzo, può continuare per più tempo. E poi cominciano dei sintomi che sono la fatica di respiro, il dolore toracico, la astenia, cioè la fiacca pesante proprio da non riuscire a tirarsi le gambe dietro, e lì bisogna pensare a qualcosa di diverso, non si può trascurare tanto è un'influenza. No, già di suo l'influenza è pericolosa. Come poter in qualche modo già dai sintomi, se si può, distinguere la virale, la batterica e la interstiziale? Come riconoscerla, insomma, la polmonite? Allora, con una metodologia abbastanza semplice, radicata nella storia della medicina, e che è visitando il paziente e facendo un'attenta anamnesi del paziente. Sembra quasi blasfemo al giorno d'oggi. Viene quasi da sorridere, Certo. Pensavamo che accadesse sempre, ma io non dico, è così. Sembra quasi blasfemo addirittura, perché di fatto raramente viene effettuato. Ci sono segni caratteristici della semeiologia toracica, quindi del reperto ascoltatorio o palpatorio, eccetera, che sono molto indicativi. Poi uno può avere il conforto di una imaging o di una radiologia o di un TAC anche senza mezzo di contrasto, e può avere la conferma dell'estensione precisa, della localizzazione più precisa, ma quello che è il quadro tipico della tradizionale polmonite è incontrovertibile, basta visitarli. Allora, quando è che la polmonite diventa grave? E soprattutto quando accade che sei soggetto a quella che chiamate voi insufficienza respiratoria, e sappiamo bene che cosa significa. Ecco, acuta. Allora, uno dei segnali più importanti è la frequenza cardiaca che sale e si mantiene molto elevata. La frequenza respiratoria che aumenta, l'ampiezza del respiro, sia pure tranquillo, si riduce, ma è molto più frequente, cioè è questo l'atteggiamento pericoloso. Quindi una frequenza cardiaca, una frequenza respiratoria aumentata e al giorno d'oggi praticamente in ogni casa esiste, dopo l'epoca Covid, una saturimetria che cala precipitosamente. La diagnosi è importante in tutte le patologie, lo si sa, però qua è fondamentale essere tempestivi e anche forse aggressivi con una terapia. Quale terapia? Esattamente. Allora, la terapia nelle malattie infettive di tipo respiratorio è una terapia prevalentemente empirica, cioè se io faccio un esame batteriologico, al di là di riuscire a farlo e di avere una risposta in tempi utili e non dopo 15 giorni, che sarebbe troppo tardi, bisogna andare con l'esperienza, col buon senso e con la semeiologia. Perché noi dobbiamo essere rapidi nell'intervento, non possiamo aspettare che il tempo passi, perché le cose si possono aggravare in maniera e deteriorare in maniera irreversibile. Allora, prevalentemente oggi l'approccio è virale, soprattutto nel giovane, ma anche, abbiamo detto prima, oramai anche nell'anziano. Una febbre che dura un giorno e mezzo e con una tosse secca, secchissima, è di solito il primo annuncio di un'aggressione virale. Allora, purtroppo antivirus non ce ne sono. Però c'è da dire un'altra cosa per converso, che l'antibiotico tradizionale, almeno alcuni degli antibiotici tradizionalmente usati negli anni, sono praticamente inefficaci. Quindi è una prescrizione totalmente
per mettersi la coscienza in pace, ma non è di aiuto spesso e volentieri. Perché? Perché non c'è un batterio di mezzo all'origine. Un segnale importante è questa tosse secca, irritativa, che non ti dà tregua, che è tipica del virus. Perché questo? Scusami, ma una robina, cerco di semplificarla, ma è importante anche per la gente capirlo. Quando arriva un virus a livello dell'albero bronchiale, immaginate che arrivi Attila in una prateria. Cosa dicevano di Attila? Quando passa non nasce più l'erba. Esatto, la parete mucosa del bronco non cresce più niente. Le ciglia, che è come una prateria infinita che rivestono l'interno della parete bronchiale e che sono quelle che fanno da argine agli irritanti, non esistono più, vengono proprio rasati al suolo. Facendo questo mettono allo scoperto le terminazioni nervose della sottomucosa e queste sono irritanti. Ecco il motivo della tosse secca e continua. Perché ci vuole del tempo prima che ci venga del catarro? Perché fino a quando la mucosa bronchiale non si ristruttura, era stata devastata, cancellata, poi rinasce, ma ci vuole dei giorni, ci vuole almeno 2 o 3 settimane. Allora riprende la funzione di clearance bronchiale e tutti quei detriti devastati della pregressa invasione della mucosa vengono eliminati ed ecco il catarro che sta emergendo. Domanda delle 100 delle 1000 pistole: si guarisce completamente dalla polmonite? Beh, nella grande maggioranza dei casi sì, non è sempre certo però. Dipende molto dal tipo di atteggiamento avuto all'inizio, se è stata sottostimata, eccolo il discorso dell'intervento rapido nella obiettività del torace, nella valutazione obiettiva del torace. Perché se io dico a un qualsiasi, come posso dire, fornitore di supporto sanitario, non dico altro, e per telefono viene risposto: sì, lei ha la febbre, sì, perfetto, ha la tosse, sì, c'ha l'influenza, prenda questo. Allora è chiaro che succede che spesso e volentieri cominciava già una polmonite, ma la persona comincia a star male, poi sta male di più e arriviamo ai 15-20 giorni dopo. In quel caso ci possono essere già dei segni di cicatrizzazione irreversibile. Chiude a questo punto la prima parte di Verona Salute. A tra poco per la seconda parte da non perdere. Ritorna in grande stile Tutti Amici ogni giorno in diretta dalle 11 alle 13.30 su radioadige.tv con ospiti, curiosità, novità e soprattutto territorio. Ricordatevi che i protagonisti siete proprio voi, ogni giorno in diretta Tutti Amici. www.radioadige.tv. Verona Economia, il settimanale politico, economico e finanziario. Sfoglialo sul tuo device preferito. Leggi, clicca, ascolta, è interattivo e multimediale. Ogni sabato alle 8.30 via mail o WhatsApp. Ricevilo anche tu, è gratis. Verona Economia, raccontiamo Verona che vuole crescere. Ben ritrovati dunque. Allora, come avete sentito dal professor Roberto Dal Negro, la salute è indissolubilmente legata alla qualità dell'aria, dell'ambiente in generale. Ecosistemi sani garantiscono il benessere, mentre l'inquinamento atmosferico, idrico e quindi i cambiamenti climatici causano, pensate, circa il 90% delle attuali malattie. Ne sono sicuramente convinti i medici di Assimas, associazione senza scopo di lucro che dal 2012 si occupa di informare tutti noi, ma anche di formare gli operatori sanitari alla teoria e alla pratica della medicina ambientale clinica, la quale evidenzia in modo molto concreto lo stretto legame tra salute umana e salute dell'ecosistema. Allora, Antonio Maria Pasciuto
è il past president di questa associazione Medicina Ambientale Salute, membro dell'Accademia Europea di Medicina Ambientale, colui che in pratica ha fondato questa associazione italiana tanto tempo fa ed è il nostro ospite. È un piacere averti ospite, Antonello. Benvenuto. Piacere mio, Claudio, grazie a te e a Radio Adige TV per l'invito. Per me è sempre un piacere parlare di ambiente e salute. Dunque, abbiamo detto 2012, sei stato preveggente o era una facile previsione? Ma io direi che era quasi uno sbocco obbligato, perché io mi rivolsi alla medicina ambientale andando in Germania a fare un corso, proprio perché nella letteratura scientifica internazionale medica erano sempre più presenti articoli che sottolineavano il legame indissolubile fra ambiente e salute. Quindi quello di formarmi io in primis e poi di fondare nel 2012, come giustamente hai detto, l'Associazione di Medicina Ambiente e Salute Assimas, è un passo obbligato per chi vuole approfondire le cause delle patologie. Antonello, ma quali sono i fattori ambientali che oggi influiscono sulla nostra salute, i macroambienti, i macro temi, diciamo? Sì, la premessa è che, come si dice, gli esseri viventi sono sistemi aperti, quindi gli esseri viventi, noi, ma anche gli animali, le piante, quindi siamo in continuo, ininterrotto intercambio con l'ambiente che ci circonda. E questo, come dicevi tu, l'ambiente può essere veicolo di elementi nocivi per la salute. Diciamo, schematizzando, noi parliamo di esposizione di tipo fisico, chimico e biologico. Chiaro, ognuno di questi nei nostri corsi prevede vari ore di insegnamento, però questo è il fisico, per esempio il radon o i campi elettromagnetici. Quello chimico potrebbe essere la formaldeide, quelle che si chiamano sostanze volatili organiche che respiriamo anche dentro casa, e quello biologico, per esempio le muffe, un tema molto molto importante e attuale che viene spesso trascurato dai medici. Principali rischi ambientali dunque, concretamente, quali sono oggi? Sì, i principali rischi sono collegati con le attività principali e indispensabili dell'essere umano, ovvero sia mangiare, respirare e contattare il prossimo. Quindi quando parliamo di mangiare è chiaro che è fondamentale non ingerire sostanze chimiche tossiche. Noi medici nella nostra formazione siamo stati abituati a sottolineare il carico possibile da germi, il botulino, le sostanze che sono andate a male, però diciamo oggi è fondamentale anche allargare questa visione, per esempio ai pesticidi, ai biocidi, che ormai si sa che sono tossici, cancerogeni. Quindi, per rispondere alla tua domanda, l'alimentazione è fondamentale aprire al fatto di evitare cibi che contengono pesticidi e sostanze tossiche. L'acqua, anche lì è fondamentale che possa essere un'acqua filtrata, che non contenga per esempio arsenico e tante altre sostanze, metalli tossici, eccetera. Dalle malattie polmonari, come abbiamo visto nella prima parte della nostra puntata, a quelle cardiovascolari, l'inquinamento dell'aria rappresenta sicuramente una delle principali emergenze sanitarie del nostro tempo. Come si può concretizzare questo dato? Sì, diciamo che c'è una parte intuitiva, no? Che dice le malattie polmonari, uno c'è lo smog, respiriamo sostanze tossiche, viene la tosse, ci viene una polmonite, un cancro, il fumo, eccetera. Quindi c'è questa parte intuitiva. La cosa interessante, come dicevi tu, è che attualmente ci sono tantissimi studi che dimostrano come le patologie cardiovascolari, per esempio anche l'infarto, possono essere collegate con elementi ambientali. L'elemento di base comune è quello che si chiama infiammazione silenziosa, silent inflammation, secondo gli anglosassoni, dovuta a sostanze chimiche, dovuta a elettrosmog, dovuta a tanti elementi che fanno parte dell'ambiente che stimolano l'organismo a rispondere tramite un processo infiammatorio che poi è alla base di queste patologie cardiovascolari anche. Per esempio, aggiungo una cosa, pensate che da poco si è vista una relazione fra aumento patologie cardiovascolari e carico inquinamento acustico, caro Claudio. Quindi anche la parte dell'inquinamento sonoro che riguarda l'ambiente ha un risvolto importante su queste patologie cardiovascolari. È importante che io dica adesso, scusami, mi sono dimenticato di dirlo in presentazione,
delle tue qualifiche. Ricordo che tu sei medico specialista in medicina interna, quindi competente grazie, su quello che stai dicendo. Allora, oltre il 90% della popolazione mondiale respira aria contaminata da particolato fine, le famose PM2 o PM10 ormai mitizzate, ozono, biossido di azoto, eccetera. Domanda chiave da non rendere qualunquisticamente ormai normale: i cambiamenti climatici come stanno aggravando questo problema? Sicuramente sì, Claudio, è un elemento di ulteriore aggravio del contatto con queste sostanze, perché nel momento che siamo di fronte a un cambiamento climatico, a non utilizzo su larga scala di energie rinnovabili, queste sostanze vanno ad aumentare, quindi è un circolo vizioso. Da una parte sappiamo sempre con maggiori basi scientifiche che queste sostanze creano problemi alla salute importanti, soprattutto patologie infiammatorie, degenerative, neoplastiche, e dall'altra appunto il cambiamento climatico deve essere assolutamente arrestato. Per questo c'è una responsabilità su larga scala perché le attività umane siano sempre più sostenibili. Questo è un bellissimo termine che si applica anche alla medicina. Fondatore di questa associazione benemerita, è giusto io chiedo a te, ma la medicina ambientale clinica, attenzione all'aggettivo clinica che si aggiunge all'ambientale, importantissimo secondo me sottolinearlo, offre opportunità concrete per interventi terapeutici mirati? Sicuramente sì, proprio giusto quello che hai sottolineato, Claudio, nel senso che la medicina ambientale, se la facciamo rientrare in igiene e medicina preventiva, fa riferimento a tutti i colleghi epidemiologi che si occupano del benessere comune, ovvero sia di migliorare le qualità dell'ambiente in cui siamo in generale. Perché l'aggettivo clinico significa: io sono un pediatra di base, sono uno specialista neurologo e arriva qui da me il paziente e io mi devo porre la domanda: è possibile che una delle cause anche importanti sia un carico ambientale? E allora per questo la medicina ambientale può fare molto, perché è la medicina della eziologia, ovvero sia delle cause. Noi ci sforziamo, abbiamo questo, a me piace questo termine, questa inquietudine eziologica, cioè cerchiamo sempre di andare a trovare le cause e molte di queste cause sono ambientali. Per questo è fondamentale che i medici si formino a questa nuova disciplina. Senti Antonello, anche qua si rischia di banalizzarle le domande, perché sono ripetitive, si iterano negli anni, il che significa che il problema si è incancrenito, non si è risolto. Se ci sono dei giornalisti che ti pongono ancora queste domande. Questa ad esempio, ma esistono strategie dal tuo punto di vista di mitigazione che siano efficaci? Per esempio, per fare un esempio su tutte, le aree verdi urbane ci fossero, funzionerebbero realmente? Ma sicuramente sì, ci sono tantissimi studi anche a riguardo, cioè non è solo il buonsenso molte volte da noi medici e in generale viene quasi sminuito. Il buonsenso è fondamentale, da lì si parte. Poi molte volte gli studi scientifici sottolineano quello che il buonsenso ci dice, cioè io che ho una certa età, noi che abbiamo una certa età, quando andavamo con le nostre famiglie a passeggio nei boschi, si tornava a casa rinvigoriti, era anche un modo di proteggere. Oggi gli scienziati hanno visto che questo migliora la reattività del sistema immunitario. Benissimo, ci fa piacere che è stato anche validato da questo punto di vista, quindi è chiaro che la responsabilità degli amministratori locali e dei politici è proprio di fare in modo che ci siano sempre più questi spazi, perché sono veramente spazi per la salute, sia in senso preventivo che anche in senso terapeutico. Voi tra l'altro, per fortuna, fate in tutta Italia dei corsi, proponete tavole rotonde, convegni, mi pare che anche a Verona ci sia stato un vostro intervento. Quale risposta vi viene data in generale da chi vi ascolta? C'è ormai attenzione all'argomento, ma attenzione seria, tanto da mobilitare la politica, perché è lì che si deve finire.
Bravo, sì, diciamo l'attenzione c'è perché non potrebbe essere altrimenti. I temi attuali, moderni, trasversali che trattano della salute, che è poi un bene primario. La difficoltà che io vedo, ti dico proprio spassionatamente, è che molte volte una piccola difficoltà è quella proprio dei medici, no? Dei medici nel tradurre nella pratica quotidiana. Perché, per esempio, se una rivista come Neurology ci dice che il Parkinson può essere dovuto a metalli pesanti, a mercurio, amalgama dentale, lo dice la rivista scientifica, qualsiasi neurologo, quando arriva un paziente che ha il Parkinson, specialmente i giovani, oggi, prima se aveva il Parkinson veniva fuori a 80 anni e più, oggi io vedo pazienti a 50-55 anni già col Parkinson, dovrebbe essere obbligatorio, no, approfondire con delle analisi e valutare, fare una lassa dei denti, vedere se il paziente ha questo tipo di carico, perché ce lo dice la scienza. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sicuramente c'è l'interesse e grazie anche a te e a Radio Adige TV, perché quando c'è la maggiore consapevolezza dal basso, questa favorisce, secondo me, favorirà sicuramente un'accelerazione di traduzione nella pratica clinica quotidiana del medico. Che dici non è bello da digerire, perché dover lottare contro la tua stessa categoria già è capitato recentissimamente, penso al Covid o penso ad altre situazioni. Antonello, l'ambiente sano può davvero essere il miglior farmaco naturale? Allora sì, qui bisogna stare attenti agli aggettivi, perché poi è bene essere chiari, nel senso che io dico sempre che la medicina ambientale arricchisce, io sono internista, sono fiero di esserlo, arricchisce la formazione tradizionale. Io dico sempre, bene o male, grazie a Dio, grazie agli scienziati, che noi abbiamo gli antibiotici. 50 anni fa un'infezione, una polmonite e si moriva, oggi ti prendi l'antibiotico anche da casa e guarisci. Il punto è che la medicina ambientale clinica accresce, dà altre possibilità di terapia, quindi farmaco, sì, il farmaco dipende sempre dalla eziologia, dalla causa, quindi se la causa del mio mal di testa è un tumore cerebrale, oggi esistono le modalità chirurgiche, uno fa l'intervento e si risolve, ma se, e Claudio, ho visto tantissimi casi, il mio mal di testa, cari amici, sentite bene, è dovuto alla formaldeide, che è un cancerogeno, che viene dal trattamento del parquet di casa o dai mobili che sono presenti nella mia abitazione, e io non lo scopro, io continuerò a respirare la formaldeide e a prendermi dei farmaci che tamponano il sintomo, però fanno a peggiorare la situazione, perché io continuo a respirare un cancerogeno. Quindi è fondamentale il discorso, no, come dicevi tu, del farmaco. Attenzione, il farmaco ha la sua maggiore espressione quando noi sappiamo la causa. Certo, sottolineo una cosa, lo dico a chi ci ascolta da casa, il dottor Pasciutto tutto ciò che dice lo dice perché testato scientificamente, sia chiaro questo concetto. Senti Antonello, l'ambiente sano, abbiamo detto, può essere un farmaco, il miglior farmaco. Questa tu oggi la vivi come un traguardo ancora da raggiungere o una sfida difficile da conquistare? Ma io lo vedo, a me piace vedere questo iter come un cammino in cui uno ha un obiettivo, quindi diciamo l'obiettivo è la salute, l'obiettivo è la serenità e lo scambio con gli altri. E nel momento che questo obiettivo diventa comune, allora i compagni di viaggio sono sempre maggiori e lì è anche il bello dell'intercambio, ci si arricchisce vicendevolmente, no? Si è sempre in un dialogo, nessuno è portavoce e portatore della verità assoluta, siamo tutti in cammino, quindi se l'obiettivo è comune, è un obiettivo nobile, le basi, come dicevo, scientifiche del buonsenso ci sono, io sono convinto che questo tipo di traguardo, ma ogni giorno noi abbiamo un traguardo e ce ne poniamo uno nuovo automaticamente essendo in cammino. Io dico sempre, fra i miei 1000 difetti c'è quello che sono un profondo ottimista e quindi anche alla luce di quello che è passato negli ultimi 13 anni da quando ho fondato Assimas, vedo che c'è sempre maggiore consapevolezza e poco a poco le cose vanno verso una maggiore attenzione all'importanza dell'ambiente sia a livello preventivo che terapeutico per la nostra salute. Fa molto piacere sentirtelo dire e credimi, traspare dai tuoi occhi quanto c'è di ottimistico nel tuo agire da medico.
dai cambiamenti nello stile di vita all'adozione di pratiche ambientali sostenibili, il passo non è breve, anzi è lungo, e gli ostacoli che si frappongono ogni volta che la politica in qualche modo tira i remi in barca da una parte o dà un poco di foraggio dall'altra. Quanto è importante, Antonello, che noi sappiamo individualmente e quotidianamente declinarle delle pratiche ambientali? Sì, è sempre un discorso di collaborazione. Ognuno di noi, nel proprio piccolo, nella propria famiglia, è importante che a seguito di questa consapevolezza metta in atto alcuni accorgimenti della vita quotidiana per fare prevenzione e terapia. Ecco, come dicevo prima, l'alimentazione biologica, attenzione ai cibi biologici, oppure io vedo in paesi, conosco molto bene la realtà in Germania, ormai è quasi abitudine che le persone vanno a fare la spesa con dei contenitori di cristallo, di vetro, e lì dentro ci mettono i fagioli, le lenticchie, e comprano queste cose. Ci sono sempre più negozi e supermercati anche che danno questa possibilità per ridurre le plastiche, per esempio, no? Quindi questo, ognuno di noi, cittadino, con la propria consapevolezza, migliora questo aspetto. Una cosa importante: carico elettromagnetico, mi raccomando, cari amiche e cari amici, sempre spegnere il cellulare durante la notte, mai lasciarlo sul comodino acceso. Piccoli accorgimenti che sono fondamentali, che hanno basi scientifiche, riducono la melatonina, alterano il sonno, e quindi già si comincia a fare. E un ultimo accorgimento, però mi piace aggiungerlo, è che è fondamentale che parallelamente i responsabili dell'amministrazione e politici possano anche loro agire in questo senso. Un esempio chiarissimo, Claudio, è il seguente: oggi molte famiglie, col proprio sudore della fronte, padri e madri di famiglie, decidono di spendere di più per dare a se stessi e ai propri figli un'alimentazione biologica con cibi senza pesticidi. Caro Claudio, questo fa risparmiare milioni di euro alla struttura sanitaria pubblica, perché fa prevenzione di patologie croniche. Quindi, oltre al lato della prevenzione dal punto di vista morale, proprio prevenzione in denaro per curare queste patologie. Allora, si dovrebbe fare una legge per cui i prodotti con pesticidi dovrebbero costare di più di quelli biologici, e non al contrario. Chissà, ci arriviamo piano piano con questa consapevolezza. Il futuro dunque della medicina ambientale, clinica, e anche della tua associazione nei prossimi anni, che tipo di futuro vedi? Ma ti dico, io sono ottimista, nel senso che, ecco, per esempio, tu hai fatto riferimento all'Accademia Europea, che ha sede in Germania. Da poco abbiamo formato un'associazione internazionale che si chiama International Academy for Environmental Medicine, IAEM, dove sono presenti associazioni di medicina ambientale degli Stati Uniti, di paesi di lingua spagnola, Messico, Colombia, Spagna. Quindi c'è sempre maggiore consapevolezza e interesse. Quindi secondo me stiamo andando in un cammino giusto, e speriamo che ci sia un'accelerazione, giustamente, perché sennò le cose diventano sempre più problematiche. Senti, l'ho tenuta nascosta fino alla fine della tua intervista. Adesso sveliamo dove ti trovi. Dov'è che ti sto intervistando io, Antonello? Ok, io da ormai 7-8 anni, sì, no, non ci sono assolutamente segreti. Io da 7-8 anni mi sono trasferito da Roma alle Isole Canarie, sono a Gran Canaria, e ripeto, sono arrivato, visto che siamo fra amici, vi dico questa cosa personale. Io ho fatto 35 anni il medico di base, sono andato in pensione, ma dato che sono appassionato, forse lo vedete, del mio lavoro, io sono venuto qui alle Canarie, e invece di andare al mare o fare, ogni tanto ci vado, grazie a Dio, mi sono iscritto all'Ordine dei Medici di Las Palmas. Dopo 45 anni di iscrizione all'Ordine dei Medici di Roma, io sono 8 anni che sono iscritto all'Ordine dei Medici di Las Palmas. Immagina tu, Claudio, tutte le traduzioni, mi sembrava di essere tornato all'età giovanile, tutti i documenti, le carte, però adesso sto qui, lavoro e sono contento. Anche qui sto cercando di diffondere questo tipo di consapevolezza. Bene, Antonello, chissà che non abbia la voglia di venirti a trovare in qualche modo, ma guarda che se vengo ti faccio lavorare ancora di più. Ti congedo e ci congediamo dai nostri amici e dalle amiche all'ascolto con una citazione di un grande collega che era Tiziano Terzani, quando dice che errore è stato allontanarsi dalla natura,
nella sua varietà, nella sua bellezza, nelle sue infinite, ineguagliabili grandezze, c'è tutto il senso della vita, tutto il senso della vita. Ringraziamo allora il dottor Antonio Antonello Maria Pasciutto, past president dell'Associazione Italiana Medicina Ambiente e Salute. Ti auguriamo buona permanenza là dove c'è il sole e soprattutto buon lavoro. A presto, Antonello. Grazie a voi, a me, a tutti, buon cammino. Buon cammino, certo. Grazie anche da parte mia. L'appuntamento e il nostro cammino è già segnato ed è la prossima puntata di Verona Salute. Grazie.